Per il segretario, massima priorità. Hanno attaccato un convoglio di caschi blu nel nord dell'Iraq. Bisogna convocare con urgenza il Consiglio di sicurezza. Generale Mackenzie, può venire un attimo qui da me? Che cos'è questo KK-31? È stato sequestrato in una delle cucine della morte di Saddam Hussein, signor Ministro. Si sospetta che sia un nuovo tipo di virus per la guerra batteriologica. Guerra batteriologica? È tremenda. È un'emergenza. Si riunirà il Consiglio di sicurezza. Qui colonnello Ferri, stiamo rientrando. Meglio così, comandante. Questo KK-31 sta diventando un'emergenza internazionale. A tra poco, allora. A fra poco. KK-31. E che cos'è? Una porcheria sequestrata a Saddam Hussein. Deve essere una porcheria importante per ammazzare dei caschi blu. Secondo i tecnici iracheni si tratterebbe di culture microbiche per produrre un vaccino contro certe malattie epidemiche che stanno infestando i loro allevamenti di ovini. Ma c'è il sospetto che si tratti invece di qualche diavoleria destinata alla guerra batteriologica e mentre lo stavano portando a Londra per analizzarlo meglio, il convoglio è stato assalito e distrutto. Saranno stati gli uomini di Saddam che volevano far sparire le prove. I servizi segreti americani pensano che stavolta non c'entri affatto Baghdad. E allora chi? Forse dei terroristi. Tutto il convoglio è stato distrutto, meno il furgone che trasportava il KK-31. Ma i contenitori del virus sono scomparsi.